Il grado di infezione oggi riguarda di più le fasce che vanno dai 25 anni ai 50 anni, 55 che le altre fasce di età. Il concetto è stato ribadito dallo stesso Zaia dopo aver preso visione dei dati di giornata che segnalano 2 ricoveri di soggetti giovani al Cafoncello, 2 donne, una di 38 e l'altra di 44 anni, entrambe in malattie infettive. Un trend confermato anche da Paolo Rosi, figura di riferimento per il SUEM regionale, che scatta una fotografia ai pazienti ricoverati nelle terapie intensive. Il 30% di questi ha meno di 60 anni, un 30% ne ha tra 60 e 70 e un 30% fa 70-80. La caratteristica di questa popolazione è che è più giovane mediamente rispetto a quella della prima fase dell'epidemia. Anche per questo le degenze in terapia intensiva sono mediamente più brevi della primavera, complici anche le nuove cure dal plasma agli antinfiammatori, ma i numeri sono ostinati e parlano di un aumento continuo e di uno stress crescente soprattutto sul personale. La situazione è impegnativa perché stiamo appunto riducendo alcune attività per aumentare la disponibilità di posti letto per pazienti col Covid. Il personale sicuramente è impegnato in un'attività intensa, per coprire questi posti bisogna ovviamente anche sospendere le ferie di tutti. Oggi il grande dramma è legato al fatto del personale già non ce n'era, più oggi avete visto i numeri, insomma c'è anche personale, l'abbiamo visto anche da noi, insomma che purtroppo essendoci che il virus circola e questo quindi fa sicuramente ad aggravare la situazione. Certo.